Walter De Bortoli, vicepresidente della DB Group, una delle aziende di trasporti e di logistica più importanti della regione Veneto. Quando nasce la vostra azienda e di che settori si occupa? Buongiorno a tutti, e noi ci occupiamo, siamo nati nel 1980, siamo un'azienda di trasporti internazionali e come azienda abbiamo sviluppato sia la parte Europa e la parte oltremondo. Oggi siamo arrivati a 48 uffici nel mondo, siamo in 19 paesi e abbiamo 650 dipendenti circa che svolgono le attività di spedizione e oltre a circa 1 milione di metri quadrati di magazzini di logistica tra Veneto, Romania e altri paesi come Stati Uniti e Cina. Noi oggi siamo qui per una novità che è stata introdotta dalla vostra azienda, quella di organizzare dei voli charter dalla Cina per il nord Italia. In 24-36 ore questi voli riescono a portare le merci dalla Cina all'Italia ed è proprio una specificità che voi avete introdotto per rispondere all'emergenza coronavirus. Ecco, quando è nata questa idea? L'idea è nata nel momento in cui c'era una grossissima richiesta rispetto ai DPI, alle mascherine in special modo, dovuta al coronavirus. Quindi abbiamo capito che c'erano delle possibilità di poter sviluppare questa attività dei DPI che notoriamente, essendo come le mascherine chirurgiche e altre mascherine, un prodotto a basso valore, vengono fatte nei paesi come la Cina e in effetti abbiamo visto molto bene in quanto poi alla fine abbiamo capito che tutte queste mascherine per tutti i paesi, inclusa Italia, arrivavano a questo paese qua. Abbiamo avuto quindi la fortuna di avere un primo contatto con la regione Sicilia per la quale abbiamo fatto, e per la protezione civile della Sicilia, per le quali abbiamo fatto due charter completi che sono arrivati, uno il 15 di aprile e l'altro, se non ricordo male, intorno al 20-22 di aprile. Questi due charter erano due charter completi, due voli di un aereo 777 con circa 500 metri cubi di merce a bordo e quantità pari a 7-8 milioni di mascherine per ogni aereo, più tutte le altre attività, c'erano dei respiratori, c'erano anche delle mascherine protettive per quanto riguarda le persone e quindi due aerei completi. Da qui abbiamo anche organizzato poi, pensando alla fase 2 della ripresa, abbiamo cercato di capire che oltre a queste c'era anche la possibilità di dare un aiuto alle nostre aziende che ripartivano e che avevano probabilmente prodotti semilavorati fermi in Cina, di organizzare dei voli per portare questi semilavorati alle nostre aziende. Abbiamo cominciato a pensarci e abbiamo avuto i primi ordini e da lì è nato il primo aereo che è arrivato domenica 26 aprile a Venezia, un aereo di 180 metri cubi, quindi un aereo piccolo, non un 777, ma un aereo più piccolo di russo oltretutto, e questo è stato il primo completato, con un aereo completo arrivato a Venezia. Oggi, nella tarda serata di oggi, 28, arriverà un altro aereo, un 777 a Malpensa, che quindi scalerà a Milano, che anche questo che è completamente carico sia di merce, di DPI, di protezioni e anche di merci destinate ai nostri clienti. Abbiamo uno schedule di aerei che arriva fino al 25 maggio, uno per il 5 maggio, uno per il 9 maggio, uno per il 16 maggio e uno per il 19 maggio. Come vi immaginate la ripresa? Perché noi sappiamo che l'economia si basa sulla circolazione di merci e persone. Come sarà possibile riprendere tutto questo? Ma io credo che il valore di questo virus ha creato sicuramente, la venuta di questo virus ha creato sicuramente dei problemi da un punto di vista di prezzi, come diceva lei prima, in quanto i prezzi specialmente delle merci si sono quintuplicati a partire dal momento in cui le compagnie aeree hanno lasciato a terra gli aerei passeggeri che davano un contributo anche a portare a casa le merci. Come dicevo prima, l'aereo passeggeri, la flotta passeggeri aiuta a portare a casa più del 70% delle merci nella parte sotto i passeggeri, per cui passare solamente dal combinato passeggeri merci a un solo trasporto via merci, quindi i carichi charter, quindi solo cargo, ha incrementato i prezzi. È stato un grossissimo
una grossissima difficoltà nel trovare gli aerei, proprio perché tutti li richiedevano in tutti i paesi del mondo, quindi una difficoltà enorme e anche un aumento dei prezzi esponenziale. Fate conto che dal primo aereo che è partito, che è arrivato intorno a metà aprile, all'ultimo che stiamo pensando c'è una variazione di costi intorno al 20-30% in più. Un aereo del genere costa intorno a dai 900 a 1.100.000 euro di costo, più tutte poi le attività che sono di contorno al carico, allo scarico, al trasporto delle merci. Quindi tutto questo sta creando veramente dei grossi problemi. Se non ci sarà una ripresa dal punto di vista delle compagnie anche per i voli passeggeri, il rischio è anche nell'apertura del lockdown ci possa essere una problematica per chi esporta merci sia in esportazione che in importazione di trovarsi per le aziende dei costi aggiuntivi molto elevati. Quindi questo è un problema enorme che creerà sicuramente dei costi alle aziende che non so in che momento, come riusciranno poi a farne fronte rispetto ai prodotti che devono importare o esportare. Come ce la vediamo dopo il lockdown? Vediamo che per adesso ancora le difficoltà sono enormi. In Europa abbiamo la difficoltà che tutte le attività sono ancora chiuse, i negozi sono chiusi, il rischio è che parecchie aziende, cioè in parecchi paesi, specialmente per l'attività nostra, che noi siamo molto legati al fashion e alla distribuzione, il fatto che i negozi in tutti i paesi siano chiusi, l'esportazione in Europa è calata del 70% rispetto all'ultimo mese di febbraio, all'ultimo mese buono diciamo di febbraio. Quindi oggi stiamo facendo un 30% per quanto riguarda la parte gommato, rimaniamo buoni sulla parte aereo perché ci sono questi DPI, ma l'export aereo ad esempio è calato anche quello del 60% verso gli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti negozianti, negozi e aziende sono chiuse, per cui non ricevono merce. L'unica cosa che ancora manteniamo sono dei trasporti via mare, export mare e import mare, oltre all'import aereo che però è correlato al discorso dei DPI, il trasporto mare export e mare import che ancora sta mantenendo un po' i suoi ritmi.